Va bene, buonasera a tutti e bentrovati. Allora direi che è ora di partire. Ringrazio tutti gli intervenuti in sala e anche online. Adesso rimaniamo intorno alla quarantina, per cui abbiamo una bella platea anche online. Io sono Fabio Fiorò di CNA Veneto, conduco un po' i lavori di oggi. Con oggi chiudiamo un ciclo che è lungo, direi 5 anni, perché è da 5 anni che ci occupiamo di comunità energetiche, già dal 2020 quando appunto è partita la norma sperimentale. Subito come CNA Veneto ci siamo attivati, abbiamo fatto una collaborazione con Vega Grid Europe, che è qui anche oggi e che in questo lungo percorso insomma, ci ha accompagnato non solo come CNA Veneto, ma anche con i CNA territoriali che poi a cascata appunto hanno utilizzato questa convenzione per poter fare seminari anche sui territori. Insomma, in lungo e in largo abbiamo informato le imprese, per cui attendevamo da tempo insomma, questo momento, ossia la chiusura di quello che era sostanzialmente l'iter normativo e regolatorio, e oggi siamo qui quindi a presentare il momento vero e proprio, così l'abbiamo chiamato poi il convegno sulle comunità energetiche. Si parte. Se diciamo in questi 5 anni, come poi abbiamo anche discusso, abbiamo interagito con alcuni giornalisti, sicuramente non si sono già istituite e costituite decine e decine di comunità energetiche, ma è stato un primo step, perché lo sappiamo, c'era la norma transitoria, quindi con i limiti e non solo farragini burocratiche che comunque dovevano essere risolte, e quindi ben venga tutta questa parte sperimentale. Ma ciò che ha creato, sicuramente lo possiamo dire, la sala, ma soprattutto se facciamo il paio con le persone online, più di 80 persone che seguono il seminario oggi, ma anche quello del 1° febbraio. Noi abbiamo fatto un intervento poco tempo fa, per cui stiamo parlando di tante imprese e tanti soggetti interessati. Sicuramente quello che abbiamo fatto in questi 5 anni, tutti, non solo noi, è stata tanta informazione per prepararsi a un modello che è molto diverso da quello che è diciamo, la gestione dell'energia per l'impresa e non solo per il cittadino. Quindi arrivare diciamo, a una coscienza di una condivisione dell'energia non era tutt'altro che facile. Sicuramente 5 anni fa è stato uno scoglio, oggi è una coscienza diffusa, possiamo dire, ai più, e questo insomma ci dà merito come CNA, ma anche come tutto il sistema, e mi riferisco alla stessa Regione Veneto, che molto hanno investito su questo. Con la pubblicazione delle regole operative si chiude quindi l'asset regolatorio, per cui è l'ultimo step che presentiamo oggi. Con l'occasione abbiamo anche chiesto al nostro partner Vega di fare anche degli esempi concreti, perché così ci chiedono le imprese quali sostanzialmente possono essere i benefici e i ritorni dell'entrare in comunità energetica, oltre naturalmente a tutto il valore della condivisione dell'energia e il valore ambientale. Quindi tratteremo anche di questo. Lunedì 8 aprile, quindi lunedì prossimo, si aprono le piattaforme del GSE, che daranno poi il via alla presentazione delle domande di incentivo con questo nuovo schema definitivo, per cui siamo proprio in rampa di lancio, per così dire. Non solo, nell'ultimo incontro, penso molto partecipato, abbiamo avuto la Regione Veneto ospite, sia l'assessore Marcato che la dirigente Rita Stefanuto, che in quell'occasione ci hanno ben spiegato come, al di là del bando che si è appena chiuso, che testimonia tra l'altro un grande interesse per le comunità energetiche, in quanto ci sono state oltre un centinaio di domande, c'è stata anche appunto la puntualizzazione dell'assessore, che ben ha detto come ci siano 10 milioni di euro a disposizione delle comunità energetiche, non solo per quel che concerne diciamo, il caso in questione, cioè questo bando sulle spese di costituzione, ma anche per le spese vere e proprie di infrastrutturazione della comunità, per cui ci attendiamo grandi cose anche dalla Regione Veneto. E quindi, al di là che questo ciclo finisca in qualche modo con questo appuntamento, perché definisce il quadro regolatorio, ovviamente ci daremo appuntamento per tutti quelli che sono i bandi, ma anche per rinfrescare quella che è l'informazione, perché lo sappiamo, l'informazione è il punto chiave di tutta questa materia per poter poi, perché il modello abbia successo. Voglio naturalmente ringraziare, vado in chiusura, non vi preoccupate, voglio ringraziare il CNA Treviso, che ha collaborato con noi in questo evento, in particolare il presidente Luca Frare, che poi ci farà appunto interverrà, il segretario Matteo Panozzolo, funzionario Enrico Foffani, anche Sonia Furlan per il lavoro operativo prezioso che hanno fatto per essere qui oggi, e naturalmente anche il cameraman e tutti coloro che hanno contribuito al lavoro di oggi.
Come organizzazione, diciamo anche questo, ci saranno diciamo, le 3 relazioni, quindi ringrazio già da subito, la prima sarà di Manuel Marangon, Sales Manager di Regagri, che ci spiegherà regole operative, appunto i casi concreti. Poi abbiamo 2 gentili ospiti che ringrazio, il Presidente Sergio Piribeller della Fondazione Diocesi Treviso Energy, che ci spiegherà appunto qual è il loro caso, il loro percorso, e Raffaele Mazzucco, Presidente dell'Associazione Parco Industriale San Michele. Entrambi appunto sono esempi concreti del territorio che hanno avviato, concluso, adesso vedremo insomma qual è l'iter di costituzione della comunità energetica, e sono stati seguiti dalla Rega, quindi poi insieme a Manuel ci spiegheranno qual è lo stato dell'arte. Direi che mi fermo qui, dopo i 3 interventi prevederemo un question time, per cui per chi in sala naturalmente può intervenire, daremo il gelato in modo che si senta anche online, perché online chiederà la parola o preferenzialmente, e questo anche nel corso del seminario, può naturalmente utilizzare la chat per fare le domande e vedremo insomma di scorrerle e di tentare di rispondere il più possibile. Se non dovessimo rispondere a tutte, comunque la mail di riferimento del seminario della locandina, fabio.ceneveneto.it, che sarebbe la mia, è comunque operativa, per cui fate pure lì le domande che ritenete. Chiudo e do la parola per l'introduzione al Presidente Luca Farare di CNA Treviso. Buonasera a tutti, grazie della vostra partecipazione, di dedicare un po' di tempo a questo importante convegno. E ringrazio anche CNA Veneto per l'organizzazione e per averci dato la possibilità di ospitare questa sera l'evento conclusivo di questo ciclo di seminari in riferimento alle comunità energetiche. Sono particolarmente felice di poter parlare dell'incontro di questa sera, perché questo necessita un cambio di paradigma e quindi dobbiamo, insomma, mi sento di spendere 2 parole in riferimento a questo approccio. Prima le energie rinnovabili erano un vantaggio non solo ambientale ma anche economico per chi le poteva fare. Oggi con le comunità diventano un vantaggio anche economico per chi ahimè non ha un tetto disponibile o non ha uno spazio per poter installare un impianto fotovoltaico. Di conseguenza si va a portare benefici un po' a tutto l'ambito sociale in cui viviamo e operiamo, oltre che naturalmente alle imprese che vanno poi a eseguire i lavori che noi rappresentiamo. Quindi la valenza di questo tipo di interventi è molto più ampia e mi fa piacere. Necessita, come accennavo, di un approccio diverso, molto più collaborativo. Sicuramente non è facile individuare i soggetti, non è facile creare, costituire una comunità energetica, quindi abbiamo bisogno di soggetti che ci aiutino a individuare e sviluppare, ma abbiamo bisogno anche tra di noi imprenditori di collaborare sempre più in maniera stretta e approfondita, perché la sfida che ci aspetta è molto importante. Qui, volendo o non volendo, il fabbisogno di energia nei prossimi anni aumenterà e mi viene in mente la conversione che pian piano stiamo facendo di tutte le centrali termiche da combustione a consumo di energia elettrica, quindi pompe di calore. Mi viene in mente la mobilità elettrica e di conseguenza avremo necessità di avere energia. E con questa opportunità andremo in parte a colmare il gap che c'è e che ci sarà. E mi riferisco anche poi all'utilizzo, cioè mettersi insieme, appunto, la cosa fondamentale delle comunità energetiche è riuscire a
massimizzare l'autoconsumo. Siamo in una fase in cui le tecnologie disponibili possono permettere questo. E di conseguenza, anche con lo sviluppo che sta avendo l'intelligenza artificiale, tutti questi fattori porteranno ad ottimizzare questi aspetti qui e porteranno dei benefici sia economici sia ambientali, perché ripeto che energia verde, e di conseguenza si prospettano delle cose migliori per noi. Di sicuro non è facile, dobbiamo, ripeto, cercare di interagire di più tra di noi, capire. Oggi è un appuntamento importante perché siamo arrivati finalmente alle regole operative, perché fino ad oggi se ne è parlato tanto, ma per un motivo o per l'altro non potevamo iniziare. Quindi noi da oggi dobbiamo iniziare a avremo degli esempi e dobbiamo iniziare a ragionare in un'ottica diversa, preparare gli impianti per chi produrrà, che costruirà gli impianti, magari prepararli pronti per poter accedere alle comunità energetiche. C'è tutta una serie di cose. Dobbiamo conoscere, dobbiamo impegnarci noi imprenditori in primis a conoscere, a approfondire gli argomenti e a trasmetterli poi anche ai nostri clienti. Questo è un impegno e il CNA si impegnerà, si sta già impegnando a creare collaborazioni, a tessere dei legami affinché si possa partire nella creazione e poi nello sviluppo della comunità. Perché appunto credo che una delle fasi importanti sia quella di, non voglio spoilerare niente, ma la costituzione, creare gli utenti che permettano l'autoconsumo, il maggior autoconsumo possibile. Quindi una fase di analisi che richiede investimenti, tempo, ma competenze. Queste che ci devono essere all'interno di tutta la filiera. Non mi prendo altro tempo, vi ringrazio e buon proseguimento a tutti. Bene, grazie al Presidente Luca Frare. Io darei subito la parola a Manuel Marangoni di Reglegrid per introdurre appunto l'argomento. Ti lascio gelato perché qua in piedi. Grazie. Puntatore. Buonasera a tutti, ringrazio anch'io CNA per questa bella occasione. Finalmente siamo ai blocchi di partenza e quindi è lodevole organizzare occasioni di questo tipo per condividere quello che sono oggi le comunità energetiche. Io ho l'ingrato compito di parlarvi delle regole operative, che sono, ahimè, anche vanno molto sul tecnico. Cercherò di essere sintetico anche, ma chiaro, spero. Due parole su esatto. Se no posso anche sedermi lì, eventualmente. Questo penso che sia necessario. Ok. In questo caso è necessario, quindi ok. Non vogliamo partire Speravo di fare in piedi per evitare la lezione frontale, ma allora, due parole innanzitutto su chi è Reglegrid. Noi siamo un technology provider qui a Treviso, abbiamo la sede a Minavola di Carbonera e come technology provider abbiamo avuto fin dal principio nel 2016 la visione che si potesse condividere energia da fonti rinnovabili tra soggetti produttori e consumatori. E da qui, diciamo, l'intenzione e la sperimentazione e brevettazione di un sistema, un'architettura di monitoraggio
di vari diciamo, utenti di consumo e di generazione. Poi nel 2018, quando si iniziava a parlare di comunità energetiche e successivamente si sono diciamo, diffuse anche in Italia questo concetto, quello che sembrava un'idea è diventata un prodotto, è diventata un concetto concreto. Però questo non è bastato, perché le comunità energetiche sono un elemento complesso. Non c'è solo la componente tecnologica o la componente energetica, ma porta con sé tutta una serie di elementi che sono necessari per fare in modo che il progetto abbia una sua potenzialità, una sua efficacia. Parlo della anche sostenibilità economica, aspetti legali, aspetti gestionali, che ci hanno portato nel tempo a ragionare di Regabile Group, quindi una serie di società, se vogliamo, che si offre alle comunità un servizio integrato che va dalla tecnologia alla gestione energetica, alla gestione amministrativa delle comunità, offrendo tutti quei servizi e prodotti necessari a fare in modo che i progetti di comunità energetica possano essere messi a terra in modo sostenibile per chi li promuove e per chi poi andrà a partecipare alle comunità energetiche. Ecco, si diceva prima che il percorso di 5 anni oggi vede finalmente il suo compimento. Appunto è stato un percorso travagliato che doveva partire da quella che è la direttiva, da cui nasce tutto, una direttiva europea del 2018, che ha portato poi a un regime transitorio, sperimentale, dove le possibilità di fare comunità energetica erano abbastanza limitate, appunto è stato un periodo sperimentale, quindi il perimetro era ridotto alla cabina secondaria, potevano partecipare impianti fino a 200 kW, però è stata una palestra, se vogliamo, per iniziare anche a diffondere questo concetto di comunità energetiche, a iniziare a fare studi di fattibilità, a ragionare con le imprese di condividere l'energia, di avere un ruolo anche all'interno del territorio come promotori di progetti di comunità energetiche. Ad oggi, poi con un lieve ritardo, siamo arrivati alla definizione, quindi il passaggio da quella che era la sperimentazione alla fase finale di quello che è il quadro giuridico legato alle comunità energetiche, quindi con il pieno recepimento della direttiva del 2018, quindi che è avvenuta a dicembre 2021, e poi ha portato a un'accelerazione finale tra gennaio 2024 e febbraio all'emanazione prima del decreto ministeriale che ha definito il meccanismo incentivante legato alle comunità energetiche e successivamente alle regole operative delle GSE che rendono pienamente operativo lo strumento delle comunità energetiche, che come appunto si diceva arriverà cioè porterà all'apertura del portale per fare concretamente richiesta di attivazione della comunità energetica e richiesta dell'incentivo a partire dall'8 aprile. Quindi, quando parliamo di comunità energetica, che cosa intendiamo? Perché comunità energetica è un concetto che può, diciamo, includere diverse tipologie di configurazioni, cioè il decreto del Ministero e il TIAD è il testo integrato dell'autorità che definisce in maniera tecnica quelli che sono le caratteristiche delle varie configurazioni, quindi all'interno del concetto di comunità energetica troviamo diverse tipologie di configurazioni, alcune da fonti energetiche rinnovabili e altre da fonti energetiche non rinnovabili, che ad oggi però hanno un ruolo abbastanza marginale in quanto non sono oggetto del decreto incentivante, del decreto ministeriale che incentiva queste configurazioni di autoconsumo diffuso. Quello che, diciamo, appunto è oggetto di incentivazione dal MASE sono le comunità di energia rinnovabile, le classiche CER, quindi delle configurazioni che operano, che condividono tra loro energia tra soggetti produttori e consumatori all'interno di una cabina primaria, il gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, diciamo,
sono configurazioni che si limitano al singolo edificio o al singolo condominio, quindi un condominio può tranquillamente creare questo schema di condivisione dell'energia tra i propri condomini. E poi questa è la novità che diciamo che non esisteva nel regime sperimentale, ma che è stata introdotta solo con il decreto del MASE, quello dell'autoconsumatore individuale di energia rinnovabile a distanza, ossia la possibilità per un singolo soggetto che diciamo detiene la disponibilità di diversi siti di poter condividere l'energia e quindi generare incentivo anche diciamo tra questi siti di cui lui è proprietario o ne ha la disponibilità. Questo è il classico esempio di un'azienda che magari ha due stabilimenti, ha due o tre stabilimenti sempre dentro la stessa cabina primaria, ma dove magari ha possibilità in copertura di realizzare un impianto, non ha i consumi, mentre nell'altro stabilimento è più energivoro. Questo è uno schema che si presta molto bene a questa situazione dove si può condividere sempre in modo virtuale l'energia tra i due stabilimenti e generare incentivo. Questo può avvenire diciamo, a distanza utilizzando la rete di distribuzione in modo virtuale, ma c'è anche la possibilità di fare in linea diretta fino a 10 km. In questo caso si va proprio a fare autoconsumo fisico, però la linea diretta non è un'operazione così semplice, soprattutto se si passa per suolo pubblico. Quali sono le caratteristiche? Questo l'ho appena spiegato, qua vado abbastanza veloce visto che il tempo poi non è tantissimo. Ecco, parliamo del gruppo di autoconsumatori collettivi, ossia il condominio, è un meccanismo diciamo, molto semplificato, se vogliamo, e veloce, perché a differenza della disponibilità energetica rinnovabile non ha la necessità di andare a costituire un soggetto giuridico. È possibile fare richiesta di incentivo anche tramite il codice fiscale del condominio e il referente può essere anche un singolo condomino che fa parte del gruppo di autoconsumatori collettivi. Quindi in questo caso i singoli condomini dovranno semplicemente accordarsi su come andare a distribuire l'incentivo che viene generato, perché regola comune a tutte le configurazioni è che il GSE andrà a pagare l'incentivo al soggetto che fa la richiesta, condominio o comunità di energia rinnovabile, e poi sarà distribuito ai singoli soggetti partecipanti in funzione di un regolamento, un contratto di diritto privato che i partecipanti alle configurazioni decidono di definire e quindi anche di definire i criteri di ripartizione per cui diciamo, distribuire questo incentivo che viene erogato dal GSE. Invece la comunità di energia rinnovabile è sempre un aggregato di utenti finali che esce dal singolo perimetro dell'edificio e quindi può espandersi nel perimetro della cabina primaria, quindi condividere energia tra soggetti all'interno della cabina primaria per impianti fino a 1 megawatt, potenza limite per singolo impianto, e la partecipazione è sempre aperta e volontaria, ma avrà la necessità di andare a costituire un vero e proprio soggetto giuridico senza scopo di lucro, dove anche la forma giuridica è libera in funzione poi della dimensione del progetto e della diciamo, tipologia di partecipanti che ne fanno parte, perché ci possono essere delle casistiche in cui ci sono singoli soggetti privati che costituiscono la comunità energetica, dove possono esserci casistiche in cui è presente anche un ente locale o un ente del terzo settore, un'associazione, e questo implica magari dei ragionamenti diversi sulla scelta della forma giuridica che si va a definire. Okay.
Grazie. Quali sono entriamo nel vivo di quelle che sono le novità che hanno posto le regole operative del GSE. Il primo vincolo fondamentale è quello legato all'entrata in esercizio degli impianti per poter accedere all'incentivo per partecipare alla comunità energetica. Questa è una novità assoluta che prima non era presente e che stabilisce il fatto che per poter essere ammesso ad una comunità energetica, diciamo al meccanismo incentivante legato alla comunità energetica, l'impianto fotovoltaico deve essere entrato in esercizio, quindi allacciato alla rete, in una data successiva a quella di costituzione della comunità energetica. Questo è un vincolo che ha fatto sì che oggi chi sta installando gli impianti sta correndo ai ripari per poter costituire le comunità energetiche. C'è una piccola parentesi, una piccola deroga che viene, diciamo che il GSE ha riconosciuto per quegli impianti che sono già entrati in esercizio nella finestra tra dicembre 2021 e gennaio 2024, per cui inizialmente il Ministero aveva detto che questi sarebbero potuti entrare in comunità energetica. C'è una piccola deroga del fatto che però possono essere ammessi ad una comunità energetica anche se non è già stata costituita, purché dimostrino che quell'impianto è stato realizzato nell'ottica della comunità energetica. Quindi questa sarà una prova che il titolare dovrà dimostrare attraverso dei documenti con data certificata in cui si dimostra che c'era l'intenzione di realizzare una comunità energetica, che devono essere presentati al GSE che li valuterà. Questo è un po' il meccanismo per questa fascia temporale. Per tutti gli impianti, diciamo, che sono entrati in esercizio dopo la data di pubblicazione delle regole operative, vale la regola base per cui deve essere prima costituita la comunità energetica. Costituita, diciamo, il soggetto giuridico deve essere costituito ed essere operativo. L'altra grande novità è legata a un po' il vincolo nella distribuzione dell'incentivo alle imprese. Questo, diciamo, probabilmente la ratio è legata al fatto che la comunità energetica, secondo la definizione di quello che è la direttiva, è un'entità senza scopo di lucro che ha come principale obiettivo quello di generare benefici ambientali e sociali piuttosto che economici. Poi questo, alla luce anche della normativa sugli aiuti di Stato, ha portato il Ministero a introdurre questa regola per cui, diciamo, in maniera sintetica, si può dire che solo il 55% dell'incentivo può essere destinato alle imprese. Questa la regola precisa stabilisce che se la mia comunità energetica autoconsuma collettivamente, cioè ha una percentuale di condivisione dell'energia tra quello che si immette e quello che si preleva che supera il 55%, la tariffa incentivante associata a quell'eccedenza non può essere destinata alle imprese, ma deve essere destinata a persone fisiche o utilizzata per finanziare progetti di utilità sociale. Quindi facciamo un esempio, una comunità energetica che riesce a condividere il 100% dell'energia che viene immessa e consumata dai vari soggetti, dovrà per forza destinare il 45% dell'incentivo che viene erogato a persone fisiche o utilizzata per finanziare progetti di utilità sociale. Questo implica la anche necessità o comunque il bisogno di andare anche a strutturare comunità energetiche con un mix di consumatori, perché naturalmente le possibilità di poter condividere
generazione, poter installare impianti fotovoltaici è legata principalmente al mondo delle imprese, che sono i primi promotori che hanno la possibilità di copertura, hanno la possibilità di portare impianti fotovoltaici in comunità energetica. A questo deve collegarsi però la possibilità di aggregare anche le persone fisiche, enti locali, enti del terzo settore, in modo tale da anche andare a soddisfare questo requisito e di conseguenza anche la ricaduta a livello territoriale di quello che è la generazione dei benefici economici. Andando nello specifico invece di quelli che sono i requisiti per i soci membri di una comunità energetica, è stato chiarito in modo esplicito che questi possono essere, diciamo, i partecipanti possono essere persone fisiche, PMI, enti locali, enti del terzo settore, associazioni riconosciute, enti religiosi, enti di protezione ambientale e amministrazioni locali, come già detto. Non hanno la possibilità di essere, diciamo, soci membri della comunità energetica le grandi imprese e le imprese che hanno come, diciamo, che hanno come attività prevalente quella della fornitura e vendita di energia e che sono state identificate con i codici ATECO 3511 e 3514. Quindi questo è lo specchietto. Per grande impresa, appunto, sappiamo, si vanno per definire grande impresa si vanno a vedere i criteri, diciamo, legati ai numeri di dipendenti che devono essere superiori ai 250, risultato d'esercizio oppure fatturato superiore ai 50 milioni. La grande impresa però può comunque avere un ruolo. La grande impresa, come anche le aziende che fanno fornitura e vendita di energia, possono avere il ruolo di produttore terzo, cioè un soggetto che realizza un impianto fotovoltaico e lo mette per la quota di esubero nelle disponibilità della comunità energetica. In questo caso non figura tra i soci membri del soggetto giuridico comunità energetica, però può comunque mettere a disposizione la sua energia in esubero per generare appunto autoconsumo collettivo all'interno della comunità energetica. Abbiamo detto appunto che l'estensione è quella delle cabine primarie e le cabine primarie sono consultabili pubblicamente, cioè il GSE ha messo a disposizione un tool dove è possibile inserire l'indirizzo e vedere subito a quale cabina primaria si appartiene. Si limita a questo, non indica anche se sono presenti comunità energetiche in quella cabina primaria, però è già uno strumento utile per capire innanzitutto quanto è grande la mia cabina primaria e se sono diversi soggetti, se fanno parte o meno della stessa cabina primaria. Oltre, diciamo, le regole operative del GSE, oltre a definire i soggetti e le modalità per accedere alla tariffa incentivante, hanno anche definito, perché l'8 aprile non solo si aprirà la possibilità di fare richiesta di incentivo, ma anche la possibilità di poter richiedere contributi in conto capitale pari al 40% per realizzare impianti fotovoltaici da aggregare ad una comunità energetica. Questo è possibile farlo solamente per impianti realizzati nei comuni sotto i 5.000 abitanti. Questa è una forma molto interessante, purtroppo in Veneto non sono molti comuni sotto i 5.000 abitanti, però c'è questa possibilità e l'unica, diciamo, la controindicazione è che naturalmente dando un fondo perduto del 40%, sull'energia immessa da quell'impianto e condivisa nella comunità ci sarà una decurtazione dell'incentivo pari al 50%. Mentre il meccanismo incentivante ha comunque un limite temporale, nel senso che è valido fino al 2027, a fine 2027, e un limite di capacità.
per i primi 5 gigawatt. Quindi a durata, una volta che si accede, a durata ventennale, ma è possibile fare richiesta secondo questi due vincoli temporali e di capacità. Dopodiché probabilmente, questo oggi non lo sappiamo, potrebbe essere pubblicato un nuovo meccanismo incentivante, come in passato per i vari conti energia, oppure no. Questo ad oggi non si può sapere. Questo è in cosa consiste la tariffa incentivata. Anche qui c'è una differenza rispetto al passato. Nella fase sperimentale, anche in quel caso veniva riconosciuto un incentivo che era fisso, era 10 centesimi, 100 euro al megawattora per i gruppi di autoconsumatori collettivi, condomini, e 110 per le comunità di energia rinnovabile. Adesso hanno rivoluzionato questo sistema incentivante, l'hanno reso abbastanza complesso, che si compone di una componente fissa, questi 60, 70, 80, è la componente fissa che varia in funzione della potenza dell'impianto, quindi queste potenze, e una componente variabile che invece varierà in funzione del prezzo zonale dell'energia, e questa componente variabile può essere 40 euro megawattora massimo, con un prezzo zonale inferiore ai 140 euro megawattora. Al crescere del prezzo zonale, questi 40 euro andranno a diminuire progressivamente fino ad azzerarsi per un prezzo zonale superiore a 180 euro al megawattora. Ad oggi, che il prezzo zonale indicativamente è tra i 90 e i 100 euro, abbiamo la quota variabile massima. Quindi ragioniamo su 80 più 40 nel caso di impianti sotto i 200 kW, a cui si aggiunge anche un collettivo geografico. Quindi per tutti gli impianti di Nord Italia si aggiungono altri 10 euro al megawattora. Quindi oggi complessivamente parliamo di 130 euro al megawattora di incentivo, che viene riconosciuto appunto sulla condivisione. La condivisione viene calcolata su base oraria, quindi il GSE fa una rendicontazione su base oraria, per cui prende per ogni ora i dati di emissione in rete degli impianti fotovoltaici o di altre fonti di energia rinnovabile, i prelievi da parte dei consumatori, e il minore dei due valori è la base imponibile a cui applica l'incentivo. Un esempio pratico è se alle ore 12 gli impianti stanno immettendo 100 kWh, i consumatori stanno prelevando 80 kWh, su 80 kWh si genera incentivo per 0,13. Poniamo il caso di impianti sotto i 200 kW. Questi 0,13, questo però è un tesoretto che il GSE paga alla comunità energetica, e poi in base al proprio regolamento di ripartizione andrà a dare una quota al consumatore, una quota al produttore, e magari una quota se la trattiene per la gestione del soggetto giuridico. Questo è il meccanismo. A questa tariffa incentivante si aggiunge anche una quota che è legata, diciamo, agli oneri di ARERA, per cui che questi variano di anno in anno, è una quota residuale, sono circa altri 10 euro al megawattora. Quest'anno sono 10, l'anno scorso erano 8, quindi è una quota che non varia di anno in anno e che viene definita da ARERA, ma non è un incentivo questo, è una restituzione di oneri, perché condividendo l'energia localmente si evitano perdite, quindi ARERA restituisce una quota parte di questi oneri. Naturalmente poi magari ci sono domande, perché magari io do per scontate molte cose. Questo incentivo non è uno scorporo diretto in bolletta per i soggetti che fanno parte della comunità energetica. Tutti i vari partecipanti hanno la libertà di scegliere il proprio fornitore di energia, continueranno a pagare la propria bolletta al proprio fornitore per tutti i prelievi
che effettuano dalla rete e riceveranno dalla comunità energetica un ristorno in base al contributo che hanno portato in termini di autoconsumo collettivo e in funzione di quelle che sono le regole di ripartizione che quella comunità si è data. Quindi la comunità non va a sostituirsi al fornitore di energia, perché è un meccanismo appunto virtuale. Certo è che però la comunità energetica può avere anche ulteriori funzioni, perché oggi parliamo delle regole operative, di tariffe incentivanti, di benefici economici legati a quello che il GSE riconosce. Però una comunità energetica ha la possibilità di fare anche, di poter offrire anche ulteriori servizi, quindi facendo massa critica e aggregando un numero importante di soggetti, poter anche andare a negoziare tariffe con fornitori energetici, tariffe convenienti che magari possono proporre poi ai singoli soggetti e portare quello in quel modo sia un'effettiva diminuzione della propria bolletta. Di questo abbiamo detto, l'unica cosa da aggiungere è che appunto questo sono stati stanziati 2,2 miliardi per quelli di fondi conto capitale del 40%. Queste sono un po' le regole per accedere. Naturalmente, prima regola è che deve essere un comune sotto i 5.000 abitanti e l'altra regola principale è che quell'impianto, già in fase di richiesta di contributo, deve dichiarare che entrerà a far parte di una comunità energetica, andando poi anche a allegare statuto e atto costitutivo di quella comunità energetica. Quindi sono fondi legati alle comunità. Possono essere i soggetti beneficiari anche i singoli soci, come la comunità energetica, quindi anche il singolo imprenditore, il singolo soggetto persona fisica può, se è all'interno di un comune sotto i 5.000 abitanti, presentare domanda per ottenere il fondo perduto, purché poi entri anche in una comunità energetica. Per quanto invece riguarda quella che è la cumulabilità dell'incentivo, quindi la tariffa incentivante che abbiamo visto prima, abbiamo già detto che è cumulabile col fondo perduto PNRR, ma verrà decurtata del 50%. È cumulabile con la detrazione fiscale del 50% per le persone fisiche, non è cumulabile per, diciamo, gli impianti realizzati col superbonus, non è cumulabile con gli impianti che oggi godono di un regime di scambio sul posto, quindi con altre, in linea generale con altre forme di incentivazione legate agli impianti da fonti rinnovabili. E l'unico invece cumulabilità è legata al regime di diritto dedicato, quindi gli impianti per entrare in comunità energetica devono sottoscrivere un contratto con il GSE di diritto dedicato, che non è una forma incentivante, ma è appunto un ritiro dell'energia da parte del GSE che riconoscerà un corrispettivo al soggetto titolare, che è variabile in funzione del prezzo dell'energia, quindi è una semplice vendita al gestore nazionale dell'energia in esubero immessa in rete. La data di entrata in esercizio ne abbiamo già parlato, è importante però dire, allora, e tutti gli impianti precedenti che fine fanno? Ecco, gli impianti precedenti che non soddisfano questo requisito hanno la possibilità anche di entrare in comunità energetica, però non hanno la possibilità di accedere all'incentivo. Potranno accedere solo a quel contributo riconosciuto da ARERA legato alle perdite dirette, quindi circa 10 euro al megawattora oggi. La cosa importante però è anche, siccome entriamo in un sistema dove potrebbero esserci diversi impianti che accedono a tariffe incentivanti diverse. Il GSE, per calcolare poi come, diciamo,
come si forma l'autoconsumo collettivo, utilizzerà il criterio del first in, cioè andrà ad associare le quote di consumo ai vari impianti, dando priorità agli impianti che sono entrati prima in esercizio. Quindi diventa importante anche configurare la comunità energetica e gestire l'adesione di impianti fotovoltaici. Perché faccio un esempio, se c'è una comunità con 2 impianti, cioè un impianto che è entrato in esercizio oggi, la comunità è già esistente, io posso far entrare anche un impianto precedente. Quell'impianto non gode dell'incentivo, ma la quota di consumo andrà prima ad associarsi, ad associarsi all'energia emessa dal primo impianto. Quindi con il rischio di poter, per la grossa fetta di consumo, generare solo 10 euro a megawattora e per la parte residuale i 130. Chi può fare il referente delle comunità può essere una persona fisica, una persona giuridica a cui viene appunto demandata la gestione amministrativa della comunità, che può essere appunto il rappresentante legale della comunità energetica, come può essere anche un soggetto esterno. Il soggetto esterno però deve essere esclusivamente una ESCO, quindi soggetti qualificati che hanno una certificazione per cui possono svolgere questo ruolo al posto del referente. Nulla toglie però che le comunità energetiche possano magari essere supportate da società esterne che svolgono i vari servizi legati all'amministrazione, come anche le interazioni con il GSE, perché la comunità energetica è un elemento dinamico, quindi quello che io oggi ho costituito come nucleo iniziale, tra un anno o 2 potrebbe anche modificarsi. Quindi è necessaria sempre una gestione sia nelle diciamo, dichiarazioni verso il GSE, come anche una gestione a livello energetico dal lato del bilanciamento, cioè tra generazione e consumo. Quindi l'importanza di poter monitorare le comunità energetiche e vedere le performance generate dalle comunità per poter intervenire in caso di diciamo, esubero sia dal lato della generazione che dal lato del consumo. Quindi questo è fondamentale per poter ottimizzare l'autoconsumo collettivo e quindi massimizzare il beneficio economico della comunità energetica. Qua abbiamo detto. Ecco, poi ci sono alcune note legate appunto a alcuni vincoli, alcuni elementi che devono essere per forza inseriti all'interno dell'atto costitutivo e dello statuto delle comunità energetiche, per cui la partecipazione, quindi che è solo legata ad alcune tipologie di soggetti, il fatto che abbia come scopo principale quello di generare benefici ambientali e sociali piuttosto che economici, la partecipazione libera e volontaria e il fatto della percentuale destinata ai soli consumatori per quanto riguarda la tariffa eccedentaria del 55%. Questo era un po' il panorama legato alle regole operative. Cambiando focus, ho portato un esempio di come potrebbe configurarsi diciamo, un impianto fotovoltaico in comunità energetica, sia da un punto di vista tecnico ma soprattutto anche economico. Qual è il vantaggio per un imprenditore di realizzare un impianto fotovoltaico e metterlo in comunità energetica? Questo è un esempio con diverse ipotesi, per cui in comune c'è un impianto che non accede al contributo PNRR, quindi alla tariffa incentivante piena, con taglia di 50 kW e consumi per 30.000 kWh all'anno. Quindi, in linea generale, l'impianto fotovoltaico viene collegato al POD dell'azienda sottostante che lo realizza, andrà per una quota in autoconsumo fisico
e questo genera un risparmio in bolletta diretto per l'azienda che installa l'impianto, quindi sono mancati costi energetici, e l'esubero lo cede alla rete attraverso una convenzione di ritiro dedicato. E questo è il normale utilizzo tradizionale di un impianto fotovoltaico. La comunità energetica permette di accedere ad una extra remunerazione sull'energia immessa in rete. Quindi, aggregando quell'impianto ad una comunità, il produttore che realizza l'impianto potrà diciamo, valorizzare ulteriormente quell'esubero attraverso una quota parte di incentivo che viene definita dalla comunità energetica. Quindi in questo esempio, questo impianto potrebbe generare circa 62.500 kWh all'anno, 15.500 vanno in autoconsumo fisico, generando un risparmio in bolletta di circa 3.100 euro all'anno. Questi calcolati voto per pieno su circa 20 centesimi di materia prima dell'energia. L'esubero di della vendita viene valorizzata ad oggi a 0,10, a 100 euro megawattora. Questo è un'assunzione perché il RID è un prezzo variabile, quindi oggi può essere 0,10, fra 5 anni potrebbe essere 0,20 come 0,08 o meno, generando quindi 4.700 euro all'anno e un incentivo della comunità energetica, in questo caso è una stima, basando su una comunità energetica che performa per l'80%, quello che l'impianto emette viene prelevato virtualmente all'80% e per una quota variabile, per una quota di incentivo di circa 4 centesimi che viene data al produttore e genera 1.300 euro all'anno. Diciamo che gli economics alla fine parlano di un IRR su questo investimento del 22,7% e un payback in 5 anni, quindi è un investimento molto interessante e che quindi l'incentivo della comunità va solo che a migliorare sia i tempi di ritorno che il tasso di rendimento. Ok, questo era appunto un caso studio e concretamente, come si diceva, oggi volevamo anche presentare due progetti importanti che sono già partiti e fasi diverse, ma sono già molto operativi e che a breve arriveranno appunto a registrarsi al GSE ed attivarsi su varie cabine primarie. Il primo è legato alla fondazione Diocesi. Io farò 2 parole, poi lascerò a chi è diciamo, referente di questi progetti di portare la propria testimonianza. La fondazione Diocesi nasce con lo scopo di creare una grande comunità energetica in tutta la diocesi di Treviso, quindi andando a coinvolgere 260 parrocchie per una dimensione in termini di cabine primarie di 23 cabine. Questo perché c'è la possibilità, attraverso un unico soggetto giuridico, di andare a gestire ed attivare più schemi di autoconsumo collettivo sulle singole cabine e quindi fare maggiormente massa critica. Secondo le regole del TIAD, un singolo soggetto giuridico CERT può operare addirittura sull'intera area di mercato, quindi su tutto il nord Italia potenzialmente. Chiaramente però ogni progetto seguirà una propria vocazione o un proprio obiettivo. E la caratteristica, diciamo, principale è quella di andare non solo a generare dei benefici per i singoli partecipanti, ma anche andare a destinare una parte, comunque utilizzare questo beneficio economico per delle opere, diciamo, anche sociali. Questo progetto in questo momento è in una fase di, diciamo, sono state aperte le manifestazioni di interesse, sono tuttora aperte, per cui è possibile registrarsi e
e manifestare il proprio interesse ad aderire sia come soggetto produttore, e se uno l'impianto fotovoltaico andrà valutato se ha la possibilità di entrare, o produttore che vuole realizzare un impianto fotovoltaico, o come soggetto consumatore. Al termine di questa manifestazione si cercherà di fare uno studio di fattibilità e attivare poi contestualmente le varie cabine primarie in base alla generazione che verrà installata e allacciata alla rete. Il secondo progetto invece nasce, è quello del Parco Industriale San Michele, nasce dalla volontà di imprenditori del distretto industriale di fare comunità, essendo già un'associazione che diciamo, ha anche finalità ambientali rispetto alla crescita e allo sviluppo del distretto industriale, quindi realizzare una comunità energetica a partire dal distretto industriale per aprirsi poi al territorio. In questo caso la particolarità è che rispetto alla fondazione siamo all'interno di una singola cabina primaria. È un territorio molto denso che vede un grosso distretto industriale, 2 comuni che si sono messi insieme per fare un'unica comunità energetica. A differenza della diocesi, qua si è partiti prima dalla, diciamo, i soggetti promotori sono gli imprenditori che hanno realizzato impianti fotovoltaici, e stiamo parlando di una potenza complessiva di circa 4 megawatt e mezzo. Alcuni, anzi la maggior parte, sono in questo momento in fase di allacciamento, quindi che sono stati messi anche in parte in stand-by alla luce delle nuove regole, e che potranno e che vedranno poi in una seconda fase, una volta installati e allacciati, la potenziale partecipazione di circa, diciamo, nello scenario medio, 500-800 nuclei familiari, a cui appunto condividere sia l'energia sia il beneficio economico che viene generato. Questi potrebbero essere in primis i dipendenti delle stesse aziende promotrici, come anche altri, tra cui sicuramente che fanno già parte i comuni dell'area all'interno della cabina primaria, o altre associazioni di quel territorio. Quindi ci sono diverse progettualità, ognuna ha alle sue caratteristiche e alla sua vocazione in base a quello che è l'idea di chi promuove le comunità energetiche. Sì, io vi ringrazio. Grazie a Manuel, chiarissimo. Poi ti dico di restare qui perché sicuramente ci saranno delle domande, quindi è inutile fare avanti e indietro. Io darei subito la parola al presidente Sergio Criveller della Fondazione Diocesi per darci ulteriori dettagli del progetto. Ma un applauso ce lo merito. Buonasera, buonasera a tutti. Io sono Sergio Criveller, sono economo della Diocesi di Treviso e sono presidente di questa fondazione Diocesi Treviso Energy. Tutto nasce alla settimana sociale dei cattolici italiani a Taranto del 2021. Nel documento c'era anche Don Magoga, c'era anche lui a quel convegno, e nel documento conclusivo si invitavano a costruire una CER per ogni parrocchia. Da quella provocazione in diocesi è nato questo progetto, che è quello di promuovere una cultura di impegno per il bene comune attraverso una comunità energetica rinnovabile che copra tutto il territorio della diocesi, coinvolgendo, come diceva bene prima, le 203 parrocchie. Quindi non quindi una comunità per ogni parrocchia, ma una comunità di piccole comunità, una comunità di comunità. E quante sono poi le cabine primarie all'interno della diocesi, che sono circa una trentina. CER è piena di messaggi positivi, un messaggio che guarda al bene comune, che guarda
a una transizione ecologica giusta e socialmente sostenibile che guarda con rispetto all'ambiente. La comunità energetica porta in sé vari aspetti. L'aspetto ambientale, l'installazione di nuovi impianti fotovoltaici significa produrre energia da fonti sostenibili. Economico, il consumo istantaneo dell'energia all'interno della cabina primaria significa un incentivo consistente, questo per 20 anni. Sociale, un aspetto sociale, una parte significativa degli incentivi che la comunità energetica diocesana incasserà saranno destinati al sostegno della fragilità energetica. Chi sceglie la CER della diocesi ha questo obiettivo finale, il sostegno a chi non riesce a pagare le bollette. Oggi noi abbiamo la fila, ecco, ai vari sportelli Caritas delle parrocchie di gente, delle nostre famiglie che vanno con le bollette e chiedono 15-20 euro. Ecco. Noi vorremmo arrivare lì. E poi c'è l'aspetto della partecipazione. Per la riuscita del progetto è necessaria la massima partecipazione e coinvolgimento. In ogni cabina primaria l'obiettivo è quello di raggiungere almeno la produzione di 1 megawatt, cioè 1000 kilowatt. Se consideriamo che una cabina primaria ha 2-3 comuni in una decina di parrocchie, una parrocchia può installare al massimo 30-40 kilowatt, la strada per arrivare ai 1000 kilowatt è lunga. Ecco perché abbiamo bisogno di tanti, dobbiamo essere in tanti. Una comunità energetica rinnovabile che vuole essere un insieme quindi di persone, famiglie, enti pubblici, di imprese, anche voi, e condividono energia rinnovabile e pulita in uno scambio tra chi produce e chi consuma solo. Ha bisogno però di grandi numeri per essere un modello di solidarietà, di sostegno a situazioni di fragilità e di bisogno. Abbiamo detto no agli impianti sui terreni agricoli. Un impianto non entrerà nella CER della diocesi, anche se qualcuno dice che pianta pomodori in mezzo ai pannelli. Ecco, questi non entreranno, perché c'è anche un rispetto dell'ambiente fondamentale. Se la comunità è realizzata da poche persone, serve, ma serve a poco. Bisogna essere in tanti all'interno della cabina primaria per condividere e consumare istantaneamente. Se siamo in pochi a condividere, saranno poche anche le risorse che si riuscirà a mettere da parte e che serviranno per andare poi a pagare le bollette di chi non ce la fa. Quindi bisogna essere in tanti, lo ripeto, ecco perché abbiamo costituito una grande comunità energetica diocesana e non tante piccole comunità. Abbiamo capito che è anche piccola la comunità diocesana, che dovremmo fare una grande comunità veneta, di tutte le diocesi assieme, e poi lo capiremo. Fare una comunità energetica in ogni parrocchia è una bella provocazione, è una bella testimonianza, ma rimarrà tale, cioè fare una comunità con 30, 40, 50 kilowatt è solamente testimonianza, c'è il rischio anche di rimetterci. Noi abbiamo fatto molti business plan, su questo ci ha dato una mano la Rega Grid, che è il nostro partner tecnologico, è un po' un partner di tutti, è un grande partner. La gestione di una CER ha costi elevati. L'appartenenza all'interno del terzo settore, noi abbiamo costituito una fondazione, una ETS, ha costi elevati. La gestione tecnologica ha costi elevati, sia se hai 10 kW sia se hai 100 kW. Il ministro Pichetto ha dichiarato una settimana fa che saranno circa 280-320 milioni, circa 300 milioni all'anno di incentivi per i 5 gigawatt che prima accennava, cioè 300 milioni per 5 milioni di kilowatt. Se dividiamo, faccio il calcolo della serva, se dividiamo i 300 milioni che lo Stato mette a disposizione per ogni anno per 20 anni, i 5 milioni di kilowatt sono 60 euro a kilowatt all'anno, 60 euro a kilowatt ad anno che dovrà essere poi diviso tra chi produce, tra chi consuma per il mantenimento. Guardate che non è tanta roba. E chi arriva prima la loggia.
Ecco perché noi Treviso, la diocesi, ha costituito il 22 dicembre una fondazione di partecipazione, Fondazione Diocesi Treviso Energy ETS. Toglieremo adesso, andremo da notaio, toglieremo Treviso, perché lavoriamo, abbiamo già avuto altre diocesi che vogliono entrare e dobbiamo espandersi. Che vogliamo innanzitutto che sia partecipazione tra le parrocchie. Abbiamo 30 cabine prima, abbiamo detto, vogliamo arrivare quindi a 1 megawatt, abbiamo detto. La fondazione della diocesi non acquisterà nessun pannello solare, noi non saremo produttori. Abbiamo costruito questa fondazione per mettere a disposizione in primis delle parrocchie, ma non solo le parrocchie, una struttura amministrativa, fiscale e grazie alla Rega Grade anche tecnologica. E poi non basta solo produrre, ci saranno anche coloro che consumano istantaneamente, perché tutto quello che viene immesso in rete all'interno della cabina primaria deve essere consumato istantaneamente dai membri della stessa comunità primaria, membri del sottogruppo della qualità, famiglie, scuole, negozi, bar, uffici. Noi abbiamo un obiettivo molto alto, di arrivare a 30, 40, 50 mila persone. Ora stiamo cercando dei punti di riferimento, li abbiamo chiamati gli ambasciatori, c'è un ambasciatore per ogni cabina primaria. Questo ambasciatore sarà quello che dovrà divulgare questa idea di condivisione, di solidarietà, di bene comune, di buona pratica. Sarà un gruppo di una trentina di persone che sarà coordinato, sarà formato, passerà le sere a parlare, a girare, perché è impossibile che lo faccia io, quindi dovremo condividere, ecco. Ora stiamo concludendo la stesura del regolamento all'interno della cabina della comunità energetica. E questo non è semplice, la stesura di fissare le percentuali non è una cosa semplice, perché ogni un punto meno fa delle proiezioni. E su questo c'è un lavoro che stiamo arrivando alla conclusione. Poi il Vescovo firmerà questo regolamento e poi sarà quello che dovrà essere divulgato. Perché chi sceglierà la CER della diocesi adesso si può già esprimere un interesse, quindi cliccando su www.diocesitv.it si può già esprimere il desiderio, l'interesse a partecipare sia come produttore che come consumatore. Allora adesso forse la CNA si pentirà di aver invitato questa sera. Io non so quanto senso, io adesso partecipo a molti convegni, alle ACLI, ai commercianti. Se ogni organizzazione crea la sua comunità, non si va da nessuna parte, faremo testimonianza. Sarà la guerra dei poveri. Se ci uniamo, vinceremo contro i grossi che vogliono portarsi via tutto. Salve. Ho pensato di vedere, posso sicuramente dire che non ci siamo pentiti e anche noi siamo in quella linea d'onda, ci stiamo riflettendo proprio perché la comunità ha bisogno comunque di grandi numeri, per cui siamo assolutamente più che felici di aver dato il suo messaggio anche attraverso la nostra associazione. Do la parola adesso a Raffaele Mazzucco, presidente dell'associazione Parco Industriale San Michele, che invece ci spiega il suo progetto. Grazie, buonasera a tutti. Io non vorrei mai andare invece dalla parte positiva, quindi magari cercherò invece di dare un dato, un collegamento tecnico e pratico. Così praticamente, visto che siamo nella sede dell'Associazione degli Artigiani, cercherò comunque di prendere un po' gli spunti da tutto quello che è stato detto questa sera per sintetizzarli in quello che sono i dati di fatto, perché a un certo punto poi a noi che siamo lavoratori dobbiamo rendere praticamente sul pratico realizzabile quelle cose che magari tante volte abbiamo visto sulla carta per troppo tempo. Quindi abbiamo vissuto fin dall'inizio, fin dal primo momento in cui proprio siamo venuti a conoscenza di questa legge che è stata approvata a fine dicembre del 2021, subito proprio durante il periodo Covid. Però prima di dirvi questo vi dico anche che noi già in anteprima avevamo già creato all'interno della zona industriale questa praticamente società fatta di
di aziende denominata Parco Industriale San Michele, che questo è un progetto che nasce da un'idea di Confindustria Veneto Est, dove praticamente mettendo insieme all'interno dell'area industriale, che sono di 2 comuni diversi, quindi in concomitanza insieme a 2 comuni, in questo caso Pieve di Soligo e il comune di Sanaia Battaglia, la provincia di Treviso e la nostra associazione in questo caso di Confindustria Veneto Est, abbiamo creato una società di imprese senza scopo di lucro che si occupa della gestione delle aree industriali. Cioè dove i comuni in questo momento hanno grosse difficoltà a poter gestire le aree industriali, noi stiamo superando, non abbiamo ancora definito perché ci mancano le delibere definitive, cioè delle delibere perenni, cioè dove i contributi che i comuni oggi usano, magari anche in malo modo o magari non li usano per gestire le aree industriali, noi stiamo superando questo ostacolo fandoci dare a noi i soldi per poter gestire in maniera più accurata le aree, perché d'altronde chi li può gestire meglio di noi che le viviamo rispetto a qualcuno che il comune le vive a distanze. E tutto nasce attraverso poi un progetto un po' più ampio che si chiama progetto Smart House, cioè quello di tenere avvicinate le aree industriali a comunque alla vita pubblica delle persone, che tante volte sono confinate, le industriali confinate a margine dei paesi e qualche volta anche un po' abbandonate. Noi vogliamo fare in modo che rimangano vive anche al di là dell'ora lavorativa, anche quindi post ora lavorativa, cioè durante anche praticamente le attività sportive varie. Quindi c'è tutto un progetto che va al collegamento delle piste ciclabili, la gestione del verde, la gestione degli asfalti e tutte quelle attività che possono essere comuni e sociali. Abbiamo creato un sito, abbiamo creato tutta una serie di meccanismi, la provincia di Treviso ha già modificato tutti i cartelli dell'area industriale che parte dalle strade provinciali e comunali, indicando una sola area industriale perché chi ci viene a visitare non sa dove sono i confini e neanche gli interessano dove sono i confini. A loro interessano visitare le attività produttive e non sapere dove sono i confini. Quindi anche qui abbiamo rotto una barriera, è ovvio che abbiamo potuto farla perché comunque il gruppo di imprese che abbiamo messo insieme hanno una visione molto, molto avanzata, sono molto aperti e poi abbiamo trovato anche grande disponibilità delle due amministrazioni aperte a questo concetto. È ovvio che se trovi la politica che ha paura o non vuole affrontare il tema delle industriali, credetemi, non si va da nessuna parte. E questo vale anche quindi per la comunità energetica, la stessa identica cosa. Come siamo partiti noi, ovviamente abbiamo visto la legge e ci siamo buttati a capofitto, già ovviamente con un tesoro che avevamo a disposizione, cioè la parte aperta degli imprenditori, perché senza investimenti degli imprenditori non si va da nessuna parte. L'abbiamo appena sentito adesso, infatti, le parrocchie comunque loro non mettono a disposizione impianti, ma si mettono a disposizione, che comunque è una cosa importante. E questo è già un passo in avanti, perché concordo che non dobbiamo occupare spazi verdi. Sono pienamente d'accordo, noi siamo contrarissimi perché comunque abbiamo un sacco di tetti disponibili ad accogliere impianti. Consiglio che do magari agli imprenditori, a chi comunque si occupa del mondo del lavoro, non montate impianti se non avete messo a mano i tetti. Mi raccomando che la nuova legge del 2030 europea sarà molto restrittiva sugli isolamenti, quindi mano ai tetti e poi impianto fotovoltaici. Dopodiché ovviamente noi abbiamo quindi costituito da poco la comunità energetica che si chiama sempre San Michele, perché comunque? Perché il socio partecipante della comunità è comunque la società delle imprese. E abbiamo coinvolto i 2 comuni, siamo riusciti a far fare una delibera per comune ai quali loro partecipano e possono partecipare con una delibera consigliare, perché comunque i comuni non mettono soldi, ma sono soggetti passivi. Soggetti passivi che poi tra l'altro i comuni potranno scegliere nella parte della redistribuzione dell'incentivo che andranno ai comuni e loro potranno eventualmente utilizzarla soprattutto per eventualmente dare una mano alle famiglie bisognose. I comuni potranno fare anche questo, oppure utilizzare l'energia eventualmente per le palestre, per le case di riposo o tutti quelli che sono servizi sociali per noi comune. I comuni però comunque, guardate che non sono esclusivi di una sola comunità energetica, potranno comunque collegarsi ad altre comunità energetiche che potranno nascere o attraverso anche le parrocchie, quindi sono libere. Un'altra cosa importante che io magari mi permetto di dare come consiglio è quello di mettere insieme, perché i primi praticamente che possono far partire o partecipare alle comunità energetiche siamo noi imprese.
perché siamo solo noi quelli che possono fare questa attività. I comuni in questo momento non sono in grado di poter tirare fuori del denaro per fare impianti per essere soggetti attivi, questa è una cosa molto importante. Però dobbiamo superare un ostacolo, guardate che questi non sono soldi buttati via, sono soldi che si recuperano in pochi anni, l'abbiamo visto qui. Comunque se eventualmente non avessimo l'incentivo, comunque il primo principio qual è? È quello di mettere in moto un impianto basato su due principi. Il primo in assoluto è il concetto della decarbonizzazione, non c'è niente da fare, se non mettiamo prima in mente questo, l'impianto non lo faremo mai. Quindi l'impianto lo dobbiamo fare per quel principio, ma poi l'impianto si autofinanzia a prescindere che noi riceviamo o no degli incentivi. Anche questa è una cosa importante perché il beneficio che avremo in bolletta è determinante per tutte poi quelle cose che abbiamo già sentito dire, e quindi l'incentivo, la partecipazione alla comunità è un qualcosa in più che va al di là di quello che già l'impresa ne avrà beneficio. Magari mi permetto di aggiungere una cosa importante, mi auguro che venga cambiata, però guardate che c'è una scadenza, cioè chi partecipa a un'attività di comunità energetica, sappiate che l'incentivo sarà per i prossimi 20 anni, ma è super abbondante per far fronte a tutti quelli che sono i piani di rientro. Poi magari ci aspettiamo che ci sia nel prossimo futuro una deroga, comunque mi auguro che funzioni così tanto che sia una deroga, però gli impianti si autofinanziano. Quindi bisogna superare il concetto che questo non è una spesa ma è un investimento che frutta subito, cioè il giorno dopo, perché la bolletta ne ha subito il beneficio. Tutto quello che accade verso la comunità energetica è un qualcosa in più che poi ogni comunità all'interno regolamenterà, e sono comunque d'accordo di non fare una marea di comunità ma cercare di fare squadra il più possibile, e comunque poi può decidere anche di dare il beneficio che riceve, anche darlo a collettività per attività, però lo definisce il regolamento interno. Intanto la norma obbliga il 45% che deve essere devolto a tutta una serie di attività che possono essere sociali. Cosa abbiamo fatto noi? Noi nel nostro interno abbiamo stabilito, stiamo stabilendo nel regolamento che il 45% andrà devoluto al parco industriale, che comunque si occuperà del verde, della parte pubblica, cioè del verde, degli asfalti e tutto quello che serve, che comunque è beneficio sociale e che va quindi a far risparmiare mediamente qualcosa nelle casse dei comuni. Ecco, noi stiamo facendo tutto questo, è ovvio che comunque conta molto fare squadra, quindi e se pensate in questo momento di partire con squadre importanti lasciate perdere, mettetevi d'accordo all'interno dell'industriale 4, 5, 6 amici che poi diventano trainatori, trascinatori o ambasciatori per altri colleghi. Noi siamo partiti, veramente eravamo 2 gatti, non dite 3, dopo successivamente c'è stato adesso un contagio e io ricevo continuamente telefonate di aggregazioni che ancora non stiamo facendo pur essendo costituite, perché stiamo anche noi determinando quelli che sono praticamente tutte le regole interne alla comunità. Io spero di aver dato anche il mio contributo, vi ringrazio per l'attenzione, comunque se avete domande sono a disposizione anch'io. Molto efficace. Ora, prima delle conclusioni del nostro segretario regionale Matteo Ricon, abbiamo una decina di minuti per le domande, un quarto d'ora anche, se ce ne sono. Vedo che dai ancora oltre 40 partecipanti online abbiamo una richiesta delle slide che daremo, saranno sicuramente disponibili, oltre alla registrazione. Abbiamo solo una domanda, se volete, se non c'è nessuno, abbiamo già qualcuno in sala, però prima, come avevamo detto, diamo la parola in sala e poi online. Buonasera, no, io ho una domanda sul tema della gestione della comunità, perché la diocesi prima parlava che non si poneva dopo lei stessa come finanziatore praticamente di impianti fotovoltaici, però immagino che comunque per fare in modo che dopo la comunità energetica sia effettivamente sostenibile, questi impianti ci debbano effettivamente essere. Quindi chi è che in questo caso, cioè in che modo la diocesi si pone come, immagino, promotore della realizzazione di questi impianti? Se lo fa Regalgrid, cioè se Regalgrid si pone semplicemente come gestore della comunità, o se magari si pone anche come promotore e finanziatore di impianti fotovoltaici per renderlo sostenibile. Non posso rispondere a questa domanda perché mi sono dimenticato una cosa importante proprio su questa cosa qui. Ovviamente noi ci siamo affidati, noi abbiamo fatto squadra, ci siamo comunque mossi in giro perché eravamo insomma un gruppo importante, abbiamo fatto oltre 4 megawatt
quindi sono 4.000 impianti per 4.500 kW, sono già disponibili. Per fortuna siamo in ritardo e quindi quando siamo venuti a conoscenza degli ultimi decreti governativi che si sono attivati all'inizio dell'anno, per fortuna eravamo in ritardo e quindi riusciamo ancora a inserirli, quasi tutti rimane fuori un solo collega, ma adesso attraverso il parco industriale lo faremo comunque rientrare, lo faremo rientrare però senza che possa avere l'incentivo, però partecipa alla comunità. Ovvio che anche noi ci siamo affidati, credetemi, per noi non sapevamo neanche noi da che parte prendere, grazie poi anche a Confindustria ci ha presentato Regal Grid e da lì comunque per noi è stata una passeggiata. Ovvio che dobbiamo mettere in conto che questa cosa deve comunque funzionare, loro comunque sono molto attrezzati, non sto facendo pubblicità Regal Grid, potrebbe essere Regal Grid o qualcun altro come Regal Grid, però è sempre meglio affidarsi a coloro che hanno già l'esperienza. E quindi noi avevamo stabilito con una percentuale che sarà praticamente di spesa all'interno per la gestione, perché la gestione è un po' complicata e vi consiglio di delegare. Non vi consiglio di delegare, perché comunque è una cosa abbastanza complicata, ma fatta fare da chi è esperto. Poi ricordatevi la gestione, quelli che sono, come si fa a calcolare. La Regal Grid ha inventato questo strumento, uno strumento che è una cosa banale, okay, che va in una presa e attraverso questo sistema va poi in un sistema di calcolo abbastanza complesso per poi darsi la possibilità di capire chi prenderà e quanto avrà l'incentivo. Se non facciamo così, ricordate che le regole devono essere molto chiare, perché chi decide di entrare in comunità e che entrerà in comunità in futuro deve sapere che le cose siano chiare, non deve avere nessun dubbio che qualcuno possa guadagnare di più di qualcun altro. E questo è molto importante, se no altrimenti perdiamo la fiducia di chi verrà con noi e lì poi scattano tutti una serie di meccanismi. Noi ci siamo affidati, per fare un esempio, noi abbiamo comprato gli impianti Regal Grid, abbiamo trattato tutti i fornitori, abbiamo ritenuto che Regal Grid era quello più idoneo, ma altri colleghi non hanno scelto loro come impianti, hanno scelto qualcun altro, ma possono comunque far parte della stessa comunità. Ho aggiunto questo. Sì, poi io vi devo lasciare perché ho un consiglio fra mezz'ora. No, noi allora la Diocesi ha deciso di non installare impianti, quindi di non acquistare impianti. La fondazione serve per organizzare e mettere in collegamento e mettere in dialogo, quindi far partecipare chi produce e chi consuma. Chi produce possono essere le parrocchie in primis, perché siamo diocesi, coinvolgiamo in primis le nostre parrocchie, che devono montare dei pannelli fotovoltaici sopra i luoghi che sono dei clienti buoni, quindi che non sono vincolati ovviamente. E quindi come farà a pagare questi impianti? Allora, ci sono delle parrocchie che se lo possono permettere, perché comunque l'ammortamento, abbiamo capito, non è in secoli, ecco, e abbiamo visto che una parrocchia può tranquillamente sostenere la spesa del 30-50 kW. Se non è in grado di sostenere la spesa e vuole comunque partecipare, allora stiamo chiudendo con gli istituti bancari più importanti per dei finanziamenti che loro hanno già dei portafogli, dei finanziamenti ad hoc per il finanziamento del 50%, 30% dell'impianto. In estrema, cioè la terza ipotesi è che ecco che qui entra in campo il partner tecnologico che è la Regal Grid, che può prendere in usufrutto il tetto, quindi la parrocchia non ha, cioè, ha un bel tetto, non ha i soldi per fare l'impianto, non vuole andare a fare un mutuo perché ha già il mutuo per il campanile, e allora Regal Grid prende in usufrutto il tetto, dà un ristoro e la parrocchia in questo caso diventa il consumatore. Sì, diventa non produttore, ma diventa consumatore. Grazie. Se posso aggiungere una cosa, non c'è un modello unico, nel senso poi sicuramente ogni singolo soggetto che vuole realizzare un impianto è libero di scegliere come installare, in quale fornitore rivolgersi per il proprio impianto fotovoltaico, e questo non vincola assolutamente l'entrata in comunità energetica. Poi noi come Regal Grid, in particolare come Cogenere, che è una società collegata, abbiamo la possibilità anche di andare a investire direttamente all'interno dei progetti di comunità energetica come e come diceva il Presidente Criveller, quindi andando anche dove c'è la possibilità di delle coperture, andare a realizzare direttamente impianti fotovoltaici destinati alla comunità energetica, per cui tutta l'energia che viene prodotta viene messa in rete e di cui beneficerà poi la comunità energetica. Però ripeto, sono varie possibilità e non ce n'è una
una prevalente. Sì, una domanda mi permette di fare, forse parecchio tecnica, però per quanto riguarda, allora, normalmente gli impianti sopra i 20 kW bisogna fare richiesta di piscina elettrica e quindi con una serie di vincoli e di criticità da gestire. E gli impianti in comunità energetica hanno sempre questo vincolo oppure abbiamo la fortuna che sia rialzato? No, quello vincolo rimane, cioè nel senso che è un vincolo che è legato proprio all'impianto fotovoltaico, quindi al regime fiscale, quindi per sopra i 20 kW è necessario per forza aprire l'officina elettrica e attraverso l'ufficio delle dogane. Questo non è stato modificato. C'erano alcuni ragionamenti sul poter, Mi sembrava che c'era qualche repositorio, però non hanno portato poi a delle effettive eliminazioni dell'adempimento legato all'officina elettrica, che ad oggi è ancora necessaria per tutti gli impianti sopra i 20 kW. Una domanda. C'è il meccanismo dello candidato pubblico è praticamente quello sì, è legato alla valorizzazione dell'energia prodotta. Lo scambio sul posto già da quest'anno doveva essere abolito, verrà abolito l'anno prossimo. Per le comunità energetiche rimane la possibilità della valorizzazione di autoconsumo o Allora, il meccanismo incentivante per le comunità energetiche, nel momento in cui si accede, si fa un contratto di 20 anni con il GSE, quindi per 20 anni per tutte le richieste accettate dal GSE è assicurato l'incentivo per 20 anni. incentivo, ma la valorizzazione e lo scambio sul posto. Allora, quello sono due discorsi slegati, nel senso che lo scambio sul posto come il ritiro dedicato sono contratti che non sono legati alla comunità energetica, ma che il singolo titolare dell'impianto va a sottoscrivere con il GSE. Lo scambio sul posto, come diceva lei anche giustamente, verrà soppresso, però hanno detto che verrà soppresso gradualmente, nel senso che prima smetteranno i contratti più vecchi e con calma si arriverà a una dismissione totale per quei contratti, e poi il GSE dovrà dire se chi ha dismesso lo scambio sul posto e passato a RID potrà entrare anche in comunità energetica, ma sono sempre contratti tra il titolare e il GSE. Mentre il titolo dedicato, anche questo, pare essere quello annuale che si rinnova tacitamente per la vendita dell'energia. No, quello è chiaro, è quello, molto di questo meccanismo si regge sul fatto che io autoconsumo l'energia che produco, quindi ho risparmio bolletta. Quello è, diciamo, è lo scambio sul posto. La comunità energetica è differente, nel senso che questo incentivo non è legato a ciò che io produco, Sì, è legato, molto chiaro. ok, È legato ed è legato al fatto che io immetto in rete e qualcun altro ha prelevato dalla rete nello stesso momento. quello è l'incentivo, invece mi preoccupavo proprio di mettere un impianto sul tetto e sapere che l'energia che io consumo mentre produco mi viene scontata dalla bolletta. Questo sì, questo è l'autoconsumo fisico e c'è per ogni... E varrà per i 20 anni Ma questo vale per sempre. Cioè, questo è legato alla funzionalità dell'impianto. Fin tanto che l'impianto fotovoltaico è in funzione ed è legato ed è connesso al suo contatore, al suo pod, per quello che l'impianto sta producendo e lei sta consumando, nello stesso momento quell'autoconsumo fisico diretto e genererà sempre un risparmio in bolletta. Ma
sì, non è che cioè non ha un periodo temporale, il periodo è legato a quanto resterà l'esercizio di piano fotovoltaico. Posso anche questo meccanismo. No, ma questo non è un meccanismo incentivante, è semplicemente lei paga meno della bolletta perché non sta prelevando dalla rete, ma preleva dall'impianto fotovoltaico. Numero 2, poi devo chiedervi di iscriverci, nel senso che devo andare a chiudere. Sì, buonasera. Secondo ho capito, perché parla un poco, io che ho un impianto di 6 kW, attualmente non posso entrare in una comunità energetica. Dopo io, seconda domanda, io che ho un'impresa, sono una piccola impresa che ho un capannone di 1000 metri quadrati circa di copertura, sono a paese, quindi ho una popolazione superiore ai 5.000 euro, non ho nessun incentivo. Nel senso non ha l'incentivo, cioè non ha il fondo perduto, il contributo in conto capitale che è legato alla realizzazione dell'impianto, cioè chi realizza un impianto che metterà in comunità energetica ed è all'interno di un comune sotto i 5.000 abitanti, potrà chiedere un fondo perduto pari al 40% delle spese per installare l'impianto. Lei ha detto inferiore a 5.000 abitanti, giusto? Superiore, sì. In paese siamo superiori, quindi Questo non accede a questo fondo perduto per realizzare l'impianto, ma potrà sempre accedere invece alla tariffa incentivante che è legata però all'autoconsumo collettivo. sono 10 centesimi circa, aveva detto prima, aveva mostrato. Ne saranno quanti anni? Più di 10 anni? No, aspetta, quella è una quota nel senso, oggi, come abbiamo visto anche nell'esempio, un impianto fotovoltaico si ripaga principalmente dai risparmi in bolletta e poi alla vendita. Cioè un impianto si ripaga anche senza comunità energetica oggi, dove i prezzi, anche siamo in un momento storico dove i prezzi dei pannelli sono veramente ai minimi storici. La comunità energetica va a migliorare questo ritorno dell'investimento, la bontà dell'investimento, perché permette di accedere ad una quota in più di fonte di introito di ricavo. Ma da oggi lei deve tener conto che sull'energia che l'impianto sta producendo e lei consuma col proprio POD in contemporanea, quella già le viene pagato, le viene riconosciuto un mancato costo per circa 20 centesimi ad ogni kilowattora prodotto. Poi se ne vanno ad aggiungere per quello che mette in rete altri 10 centesimi più o meno, e poi su quello che mette in rete c'è qualcun altro che consuma in comunità energetica, c'è una quota a parte di questi 13, perché i 13 vanno comunque alla comunità, che poi, come si diceva, deve andare a distribuirli una quota al produttore e una quota al consumatore. Però l'investimento già oggi si ripaga per le prime due voci. La voce dell'incentivo è minoritaria anche in termini assoluti di quello che è la fonte di ricavi di un impianto fotovoltaico. Ma abbiamo visto per esempio, i tempi di rientro sono in circa 5 anni, collegato da 50 kW. Senza l'incentivo non saranno 5, saranno 6,5. No, adesso io non mi sono mai, ma io avevo fatto delle analisi, adesso non mi ricordo, con un'altra azienda e circa ci volevano 10 anni, 14, ma sono dati un po' datati. È cambiato il dico che questo da ragionamento, ma scusi, rispetto a sul dettaglio, essendo un capannone, cioè fotovoltaico, i ponteggi ci sono molte più spese rispetto a una casa. Sì, no, ma quei tempi di ritorno sono impianto fotovoltaico chiave in mano, diciamo, senza naturalmente opere edili di copertura, perché magari bisogna rifare la guaina, quello sono extra. Ma rispetto già anche un anno fa c'è stato un calo dei prezzi della materia prima superiori al 30-40%, quindi oggi quelli sono valori, possiamo dire, anche abbastanza reali di quello che è il ritorno dell'investimento di un impianto fotovoltaico.
quelli che non Sì, aggiungo un dato particolare per superare l'altro ostacolo. No? Ricordiamoci che fino a 1 anno e mezzo fa l'energia costava un botto e avremmo dovuto fare gli impianti in giro di un attimo, poi altrimenti le bollette non so cosa costavano. Per fortuna poi in realtà c'è stato un ridimensionamento, però nessuno ci sa dire cosa potrà accadere fra un po'. Quindi dovevamo entrare nel concetto in cui potrebbe mancare l'energia e noi dovevamo diventare autoproduttori proprio per non rimanere senza. Questo deve essere il primo principio. E nel momento in cui rimaniamo senza, credetemi, qualsiasi investimento saremo pronti a farlo, tutti non rimanere senza energia. Ma potrebbe essere troppo tardi perché comunque non ci sono poi impianti disponibili, perché quando c'è troppa richiesta siamo poi i cani che si mordono da coda. Ma un'altra cosa importante che vuol dire è noi non dobbiamo pensare che la comunità energetica è qualcosa che ci fa guadagnare. L'impianto si autofinanzia, ribadisco, ancora prima di partecipare alla comunità energetica, attraverso il recupero in bolletta che è immediato. Non c'è niente da fare, questo è il primo principio. Tutto quello che accade in comunità energetica, perché lo possiamo fare? Perché comunque le nostre imprese, ci sono delle giornate durante l'anno che sono ferme, anche orari durante l'anno sono fermi, quando siamo in ferie. In quel momento lì, quando generiamo energia in più, va comunque nella rete che è utilizzata, scusatemi, non voglio dare contro qualcuno, ma è utilizzata dall'Ene gratis con la nostra energia. Perché non dare la possibilità di far recuperare qualcosa a qualcuno, compreso anche noi che la produciamo? Questo deve essere il principio. Se superiamo questo ostacolo possiamo andare dove vogliamo, non ci sono più impedimenti. Scusate se ho fatto questa pressione, ma L'ultima domanda qui, poi vi chiedo se avete domande, scrivetemi pure che le risponderemo a tutte sicuramente. Mi chiamo buonasera. Se ho capito giusto, È chiuso? altra voce, se ho capito giusto, un impianto fino a 10 kW che venga montato da un privato avendo la decurtazione del 50% può entrare in comunità energetica e usufruire anche dei contributi. Esatto. Corretto? Sì, bene. Questo è l'unico caso perché nel caso di prima dei comuni di 5.000 abitanti è vero che uno ha un contributo in conto capitale, però c'è una detrazione del 50% dell'incentivo. La tariffa incentivante sarà decurtata, non saranno 13, ma saranno 6,5. Se lei fosse così gentile da fare un riassunto di queste 3 cose in una slide, quelle che si lascerà, lo aiutate. Va bene. L'unica cosa è che sull'impianto, si diceva prima, comunque deve essere connesso in regime di ritiro dedicato. Non ci cambia. Non avevo risposto alla prima domanda di 6 kW. Scusi la domanda. Io che ho già installato 6 kW, In quale anno più o meno? cioè, l'anno scorso l'ho fatto perché ho costruito casa nuova, 6 kW. Purtroppo quello non può, cioè, potrà sempre entrare, ma non può accedere alla tariffa incentivante in quanto non è stato allacciato in una data precedente a quella della costituzione della comunità energetica. Purtroppo questa è una regola che abbiamo se vogliamo, perché nessuno ha costituito le comunità energetiche prima della definizione del quadro giuridico, ma Ok, telegraficamente perché abbiamo solo 2 domande, se riesci telegrafico perché andiamo alle conclusioni del segretario. Se un utente ha un impianto in conto energia potrebbe entrare a far parte di una comunità energetica come utilizzatore? vale lo stesso principio, non può accedere alla tariffa incentivante perché è già incentivato. Quindi come utilizzatore senza... Può entrare come consumatore. Ok. L'altra è, vabbè, questa si era perso all'inizio, comuni, quali sono le caratteristiche per i comuni per entrare a far parte di una comunità energetica? Limitazione a 5.000 abitanti? No. No, tutti i comuni possono entrare anche sia come soci consumatori in primis, e eventualmente se vogliono fare l'impianto anche come socio produttore. Il discorso dei 5.000 abitanti È solo legato all'accesso ai fondi perduti del PNRR. Benissimo, ancora grazie a Manuel Marangon. Anche la Carissinotto direi che sembra che ha supportato tutta l'organizzazione prima l'avevo citata. Do la parola al nostro segretario regionale Matteo Ricon per le conclusioni. Chi ha domande mi scriva pure che risponderemo sicuramente.
Grazie Fabio. Io ringrazio tutti intanto per la qualità dei contenuti e anche degli interventi, perché ogni passaggio che abbiamo fatto su questo tema ha aggiunto degli elementi specifici che consentono di risanare anche, di chiarire tutte le problematiche che sia le imprese che gli enti locali, ma anche i singoli cittadini vogliono avere come risposta rispetto a questa importante partita. Io ricordo sempre, l'abbiamo ricordato anche in altri appuntamenti, che su questo tema qui nel 2020 con Regal Grid noi abbiamo sottoscritto un accordo, e questo accordo l'abbiamo fatto, diciamo, in maniera anticipatoria rispetto a tutto quello che è arrivato in questi anni e tutto quello che sta facendo, si sta strutturando nel modo più interessante possibile, con gli ostacoli che avete visto, ma che in qualche maniera credo possano essere anche superati. Perché parto da qui? Perché alla fine da quell'accordo lì noi abbiamo cercato di informare, fare pressione nei confronti delle istituzioni, cercare di capire quali esibili comunità energetiche si erano costituite, si sono costituite nel corso di questi anni, e anche confrontarci con altri. Sottolineo questo aspetto perché anche questa sera a me pare che sia chiaro che l'intento della CNA è quello di non fare qualcosa di proprio e nascondere, oppure diciamo mettere da parte il ragionamento con un interesse diciamo di marchio o di predominanza rispetto ad altri, ma vogliamo trovare la modalità per fare in modo che questo tema delle comunità energetiche sia anche uno schema di comunità. Abbiamo visto i ragionamenti dell'esperienza della diocesi e rispetto al percorso che sta facendo. Io trovo molto centrale il ragionamento che veniva fatto sul concetto di allargamento, sul tema che è stato superato dell'idea di una comunità energetica per ogni parrocchia, che poteva essere una comunità energetica in ogni area industriale, in ogni area artigianale, in ogni piccolo comune. Cioè, questo ragionamento qua, per come sono le regole, per come sono state impostate, ci impongono che rispetto alle cabine primarie le aree di riferimento sono molto ampie, e quindi dobbiamo unire le forze sia dal punto di vista dei soggetti sia dal punto di vista delle competenze per riuscire ad arrivare al risultato. Questo è il primo punto che voglio sottolineare. Quindi senza casacche ma con un atteggiamento molto aperto, noi questo dobbiamo spingerlo in maniera molto forte. Secondo, che ruolo possono avere le imprese in tutta questa partita? Allora, abbiamo parlato più volte, avete accennato più volte dei tetti dei capannoni. Facciamo un esempio proprio fisico, no? Quanto importanti possono essere i tetti dei capannoni di tutte le imprese artigiane, Treviso, Veneto e anche delle altre aree rispetto a questa partita? Cioè, che cosa possono essere dal punto di vista potenziale questo rispetto a questa partita? Io penso tantissimo. In parte su questa battaglia abbiamo prima in alcuni passaggi tecnici è stato anche specificato, non entro in alcuni dettagli. Noi abbiamo spinto a livello nazionale una partita importante legata alla trasformazione di un pezzo del PNRR sulla partita di transizione 5.0 per l'autoproduzione sui tetti di capannoni. È un pezzo del ragionamento. Abbiamo visto che ci sono altri elementi che servono per lavorare sullo schema delle comunità energetiche e per arrivare a realizzare diciamo più grandi e più forti possibili all'interno del territorio del Veneto, se vogliamo farlo come ambito di riferimento, perché anche la diocesi prima, partendo dalla dinamica del comune e della parrocchia, è già arrivata a un ragionamento regionale, no? Perché questo è un ambito che può essere utile per i nostri, per diciamo farla funzionare nel miglior modo possibile. La sottolineatura che vi faccio è questo. È importante anche per un altro motivo, e c'era un passaggio prima che mi convince abbastanza, anche per la gestione di aree che in questo territorio sono diventate moltissime nel corso degli anni, che hanno avuto un'espansione non sempre regolare.
E se noi possiamo fare un ragionamento per fare in modo che le aree artigianali, le aree industriali possano trovare una nuova forma di comunità, anche recuperando zone che sono in questo momento poco attive e che non consentono di rivivere proprio un senso di comunità, perché magari alle 6, alle 7 di sera si spengono e nessuno si ricorda di quelle aree e non sappiamo neanche che cosa succede o può accadere all'interno di quei contesti. Questa è l'idea di sviluppo. Questa è l'idea di sviluppo di un territorio e probabilmente è molto anche di più del ragionamento specifico sul singolo incentivo o sulla singola ritorno dal punto di vista della dinamica energetica, che comunque c'è. Prima, in un altro passaggio, si sottolineava un altro aspetto. Se noi facciamo un ragionamento sull'oggi, probabilmente pesiamo tutti i dettagli e riusciamo ad arrivare fino a un certo punto dal punto di vista della prospettiva. Cioè, cosa mi ci guadagno e cosa mi costa la partita oggi per oggi. Però è vero che è innegabile che noi fino a ieri mattina eravamo e siamo ancora dei grandissimi utilizzatori di energia fatta da altri. E questa energia principalmente è un'energia prodotta da fonti fossili e sicuramente con una dinamica poco attenta agli ambiti ambientali, da altri. Se vogliamo cambiare il paradigma, probabilmente questo territorio, per la propria cultura, eccetera, eccetera, il Veneto può tranquillamente dare un contributo importante per un cambio di prospettiva. Io credo che, senza fare altri ragionamenti di massimi sistemi, ma tornando ai ragionamenti pratici che ho detto prima, mettendo insieme i pezzettini, un'esperienza, una serie di esperienze in questo territorio di questa partita la possiamo fare. Certo che dobbiamo mettere insieme più forze, cittadini che devono essere in qualche maniera trainati nel ragionamento, perché non possono essere cittadini protagonisti, anche secondo me in parte possono comunque dare il proprio contributo. Cittadini, le imprese, e mi ricordo pur sempre che in questo territorio ci sono 124.000 imprese artigiane, 460.000 partite IVA nel Veneto, cioè ci sono numeri molto importanti, e gli enti locali, che abbiamo capito fin dall'inizio che sono molto interessati a partecipare a questa partita anche superando gli steccati di dinamica di microcomune con le difficoltà operative che sappiamo che caratterizzano anche il nostro territorio. Dal punto di vista pubblico il nostro compito è un altro ancora. Noi dal 2020 a oggi abbiamo lavorato per spingere ad arrivare a un punto, dal punto di vista normativo, dal punto di vista dei decreti attuativi, dal punto di vista degli incentivi che sono stati messi in campo. Non è finito il compito nostro, perché adesso dobbiamo trovare nuove formule. Lo sta facendo la Regione Veneto investendo sulla nascita delle comunità energetiche, dice c'è 20 milioni di euro di finanziamenti tramite il PNRR, però non ha detto fra quanto escono i bandi dei prossimi anni. Ha detto solo intanto facciamo uno esperimento di finanziamento di avvio alla progettazione. Su questi monitoreremo noi, su questi incalzerà l'associazione di categoria assieme alle altre per fare in modo di portare a casa ulteriori risorse. Questo è il nostro compito e il nostro compito è trovare partner, e oggi mi pare che ce ne siano sufficienza per continuare questa strada, sia dal punto di vista operativo, tecnico, di tutti gli elementi che abbiamo visto che possono sciogliere i dubbi, e su questo credo questa sera è l'esempio concreto che si può andare avanti e possiamo continuare a farlo sempre assieme a dinamica associativa come quello che piace a noi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vi manderemo il materiale, anche la registrazione. Buona serata.